Ciao Italia, buongiorno, non posso neanche farti dove abito oggi, sbam eccetera, perché qua, tenda, vedi? Sì. Allora, scendiamo. Dove siamo? Nell'area picnic di Tramonti di Sotto, no? Ecco, aspetta, puoi vedermi anche così. Ho il microfono popone, no? Quello è bellissimo, cavolo, dopo te lo faccio vedere. Oh, sono devastato. Vabbè, adesso mi ricarico perché qua c'è un silenzio bellissimo. Senti il torrente, lo senti? È stupendo, è qua dietro questi alberi qua, guarda. Vieni. Allora, là c'è l'entrata. Ah, sono senza stabilizzatore perché purtroppo si è rotto, eccolo lì il torrente. E la brutta notizia è che di quello stabilizzatore, il Feiu G6 Plus, mi rimborsano i soldi, no? È un bel problema, perché? Perché quando io l'avevo comprato su Amazon costava 180 euro. Adesso mi ritornano indietro i 180, ma adesso costa 280, 100 euro in più, cioè col cavolo che gli do 100 euro in più. Quelli della Moza mi avevano contattato, mi hanno detto ti mandiamo sto stabilizzatore, il Moza Air 2, un bombolone a 700 euro di stabilizzatore, e io gli ho detto sì, molto volentieri, vi faccio il video e tutto quanto. Però li più sentiti, gli ho chiesto anche il tracking code per vedere a che punto era il corriere eccetera, non mi hanno proprio mai risposto. E quindi niente, sono senza stabilizzatore, un po' vabbè, sia la lente con lo stabilizzatore che la macchinetta, la 6004 Sony, però insomma non è la stessa cosa. Poi adesso che ho altri, diciamo, lavoretti da fare, no, con i video, che extra canale, diciamo, che vanno fuori dal canale, lo stabilizzatore per quel tipo di riprese non è che mi serviva, mi era indispensabile, quindi adesso vedremo cosa fare. Adesso, se ho voglia, stasera mi ricarico la carta di credito e mi prendo il Sigma 16 mm, l'obiettivo per la Sony A6400, che dovrebbe essere una bomba. Questo per i tipi di lavoro che faccio è perfetto, non fa le macro. Vabbè, accontentiamoci, per il momento quello lì va benissimo, diciamo, per i lavori che faccio, anche perché ho visto tante situazioni le posso fare al chiuso, in notturna, e quindi quello è perfetto. E niente, dovrò lavorare molto come si dice, col cavalletto, eventualmente degli slow a mano libera, stando molto attento. Non ti torna niente, vai tranquillo, ti spiego io, provo a spiegarti io con un po' di ordine, perché tu dirai, cazzo, eri in Serbia e adesso sei qua sotto Pordenone? No, allora, praticamente in questo periodo, un po' causa viaggio, altre cose, sai, sono carico di tutto, sono pieno di lavori da finire, strapieno di video, anche perché i video dei Balcani ne ho fatti veramente un disastro, solo per ogni giornata ci saranno 2 o 3 video, e tieni conto che ho fatto un mese e mezzo, quindi vedremo di capire, alternare un po' il come muoversi, il da farsi. Ovviamente quei video verranno pubblicati perché saranno fantastici, alcuni lo sono già stati, altri insomma vedrai, ci saranno delle bellissime cose, bellissime novità, però vabbè, senza dilungarci troppo. Come puoi vedere, la qualità video è decisamente migliorata, questo perché ho di recente preso la Sony A6004. Questo è un video dietro le quinte, diciamo, del raduno che ho organizzato adesso qui a luglio, d'accordo un po' con i partecipanti, abbiamo detto sì, vabbè, non facciamolo vedere a gennaio, forse è meglio anticiparlo e poi si continua col resto. Per quello adesso vedi un po' tutti questi casini, questo sormontarsi e queste novità. Altra novità un po' brutta, sì, il mio stabilizzatore, il Feiu G6 Plus, era già difettato di suo, cambiando la macchinetta, mettendone una un po' più pesante, si è visto che proprio non la tiene neanche su. Ho fatto il reso e vabbè, mi ridanno i 180 euro, l'ho ripreso a 2,40, questo perché è venduto e spedito da Amazon, quindi mi va bene così, se no lo trovavo a meno da altre parti, però va bene così, è una garanzia, è una cosa che a me va più che bene, molto comoda per il futuro. È stato preso anche un microfono direzionale della Rode, quello col popone, il gatto morto, no, l'antivento, e basta, insomma, queste sono le sostanziali novità. Ecco, ho bruciato l'ennesimo Surface, quindi adesso sto editando il tutto con un mostro, un MSI, il GE63 con la RTX 2070, praticamente edito i video in 4K direttamente senza fargli file proxy, un mostro sto computer, un mostro. Ma adesso bando le ciance e continuiamo con le altre ciance del dietro le quinte.
Ah, un'altra cosa che mi devo prendere, forse l'avevo già detto in uno dei miei sproloqui qua di questi ultimi giorni fatti alla cacchio di cane, tipo quello che sto facendo adesso, no? È che devo prendergli un small rig o un rig, praticamente una gabbietta, no? La macchinetta, perché il popone del microfono va davanti al monitorino che si gira, quindi io non è tanto che non vedo quando mi inquadro, perché vai ad occhio, cioè così sono dritto, ma non vedo dove fa l'esposizione, se posso, quanto posso essere in controluce, eccetera eccetera, hai capito? Mi sono portato il generatore perché ho detto ma metti fa brutto, non si sa mai, anche il computer nuovo, faccio 2 o 3 video e allora andiamo tranquilli. L'unico problema, oh, la benzina puzza, porca miseria. L'ho messa qua dietro, perché dopo metti c'è sole, qua c'è ombra, non gli batte il sole. E niente, perché anche se il tappo è chiuso, perché sai che comunque c'è un piccolo sfiato nelle taniche della benzina per l'aria, no? Quindi sopra il tappo c'è uno sfiatino, c'è scritto on off. È chiuso, ma comunque puzza, e quindi niente, la tengo fuori. Anche perché io non me ne intendo, però non vorrei che mettendola nel baule con le 3 batterie poi faccia i suoi gas, meglio di no, meglio non rischiare, perché una volta l'ho tenuta nel baule assieme alle batterie, ma adesso che ci penso ho detto no, meglio di no. Quindi sì, bisognerà trovare una soluzione a sta tanichetta della benzina, accidenti. CP, cosa dice lei? Signor CP? Mi dica, cosa? Il CP non dice, il CP sta là. CP, cosa c'è? E digli che abbiamo fatto un giro, ma no, non c'è da annoiarsi, abbiamo fatto un bel giretto, un bel giro? Sì, abbiamo fatto un bel giro, bel giretto qua fuori io e te, ma sì, che cane è stressato, che no, porco cane. Oh, guarda qua, è arrivato Lessi in bomba, ho detto cazzo, la pula sono già arrivati, mi piano che sporchi tutti, giù, e giù, adesso calmo il CP.